Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ci collegheremo tra pochissimi istanti con Valentina Visentin da Mortise per il gravissimo fatto di sangue di ieri, cioè un ladro che è penetrato in una abitazione di un 62enne, ha picchiato la figlia e poi, sorpreso dall'uomo, dal padre di questa ragazza picchiata, ha estratto un coltello e ha ferito questo 62enne che è attualmente in ospedale. Questo è il sistema d'allarme, sta suonando, sentite, a mezzogiorno in punto IT Alert, lo riceverete tutti qui in Veneto. È un messaggio del sistema di allarme pubblico italiano, leggiamo in questo momento: una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni seguite le indicazioni, andate sul sito www.italert.it e compilate il questionario. Avrete sentito questo allarme, non vi spaventate, è un sistema di allarme nazionale che viene collaudato proprio in questi giorni. Allora andiamo subito a Mortise da Valentina Visentin per l'uomo aggredito in casa da un ladro. Dici le ultime notizie, Valentina, grazie. Sì, buongiorno direttore, abbiamo appena saputo che il 62enne si trova ancora ricoverato perché deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico alle braccia per suturare le profonde ferite di arma da taglio che il ladro, il malvivente, entrato la scorsa notte, gli ha provocato. Pochi minuti fa è ritornata anche la figlia, non ha voluto farsi riprendere, è visibilmente scioccata. Anche lei ha un vistoso taglio al labbro, alcuni punti di sutura, perché lei invece è stata colpita con un ceffone dal malvivente. Non si è voluta far riprendere, però ci ha solo detto: sono sotto shock, ho tanta paura, ho paura a rientrare a dormire in questa abitazione, perché la ragazza l'altra notte era qui dopo aver cenato con il papà e si era fermata a dormire nell'abitazione del papà. Alle 3 ha sentito questo forte rumore, si è trovata faccia a faccia con il ladro che aveva il volto coperto, infatti non è riuscita a fornire molti elementi per l'identificazione. Quando ha urlato e ha avvisato il padre è arrivato, e qui forse per la paura, per l'agitazione, il ladro deve aver cercato un coltello, molto probabilmente recuperato in cucina, e ha ferito in modo profondo alle braccia il 62enne commercialista che insomma è stato portato poi in ospedale. Caccia all'uomo, a questo malvivente che si è dileguato per le strade di Mortise. Siamo, tra le altre cose, vi facciamo vedere grazie ad Alberto Pivetta, siamo proprio sulla strada principale del quartiere di Mortise, quindi un'ottima via di fuga per il malvivente, che non sappiamo se è arrivato qui a piedi, in bicicletta o con un'auto, ma le vie di fuga sono molteplici in questo quartiere molto popolare della città. Quell'ennesimo fatto di cronaca che riguarda Padova, la sua cintura urbana, ma ricostruiamo nei dettagli perché ieri siamo riusciti ad avere anche alcune dichiarazioni da parte del fratello del 62enne aggredito, che abita proprio qui di sopra in questa abitazione, perché i fatti sono venuti proprio qui alle mie spalle, nel cortile interno di questa abitazione. Sentiamo cosa ci ha raccontato ieri. A terra il sangue, segno visibile della notte di violenza che si è consumata in questa abitazione di via Madonna della Salute nel quartiere di Mortise a Padova. Il botto improvviso: verso le 2 di notte un ladro con il volto coperto sferra un calcio e apre la porta, sorprende la figlia del proprietario che dorme in divano. La ragazza urla, sveglia il padre che interviene, ne nasce una colluttazione violenta, il malvivente colpisce con una lama il 62enne Michele Alberti, ragioniere, poi scappa. Il fratello dell'uomo, che vive al piano di sopra, sentendo il frastuono esce e vede la scena drammatica. Noi abbiamo sentito delle urla di sopra e siamo venuti fuori, era già scappato l'aggressore, il ladro, quello che vogliamo chiamare. E mio fratello era con quel braccio che perde sangue, abbiamo stretto il braccio, fasciato, e chiamato i carabinieri. Il ladro è riuscito a scappare, a terra un coltello, l'arma forse è stata trovata nella cucina dell'abitazione. Il malvivente l'ha utilizzata per aggredire il proprietario di casa e guadagnarsi così la fuga. C'era un coltello per terra, ma era un coltello interno.
Sicché non so se il ladro l'ha preso dentro e poi mio fratello l'ha spinto fuori e è stato ferito. Hanno ferito mia nipote. Il malvivente ha anche ferito al labbro la figlia del 62enne. Mia nipote ha detto che si è sentita, era in divano, si è sentita prendere le spalle e poi ha appoggiato un coltello sulla coda. Lei ha urlato, è venuto su mio fratello e ha fatto la colluttazione, penso. Il ragioniere ancora ricoverato in ospedale per un intervento di sutura alle ferite del braccio. La figlia invece ha un taglio al labbro. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo investigativo. Dai primi riscontri sembra che dalla casa non manchi nulla. E dicevamo, proseguono le indagini dei carabinieri e caccia all'uomo. Il malvivente aveva il volto coperto, pare che nella fuga abbia anche perso la sciarpa utilizzata per travisare il volto e ha abbandonato a terra il coltello usato per ferire il 62enne Michele Alberti, proprietario dell'abitazione. Come proseguono anche le indagini per individuare i due assassini dell'omicidio che c'è stato a Vigonza sabato sera. Busa di Vigonza non è molto lontano dal quartiere di Mortise di Padova, dove ci troviamo in questo momento, quindi tanto lavoro per i carabinieri di Padova, che tra le altre cose vi diamo una notizia che poi approfondiremo anche nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. C'è stata un'operazione dei carabinieri di Cittadella che coinvolge anche la provincia di Treviso e sono stati arrestati nelle scorse ore alcuni malviventi autori di alcune rapine, di 4 rapine a sale slot avvenute nelle province di Padova e Verona. Ovviamente su questa notizia maggiori dettagli ve li daremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Valentina Visentini. Non facciamo altro che dare notizie di aggressioni, di risse tra stranieri, soprattutto aggressioni. Il pasticcere che è stato ferito davanti al suo locale all'alba dell'altro giorno e poi molti altri fatti di cronaca nera. E l'ultimo caso di questo genere è quello di un uomo che è stato aggredito questa mattina da 2 sconosciuti mentre faceva jogging. È accaduto ad un cuoco padovano, inseguito e colpito. È stato aggredito mentre faceva jogging all'alba nella zona tra Saonara e Noventa. Un episodio di violenza. La vittima è un cuoco di 35 anni che a causa dei suoi orari di lavoro va a correre al mattino presto, anche col buio. E proprio nel suo percorso quotidiano ha incontrato, attorno alle 4:30 del mattino, 2 persone che l'hanno insospettito cercando di fermarlo, ma lui ha tirato dritto. Poco dopo i 2 sono riapparsi lungo il percorso in sella alle biciclette, l'hanno avvicinato colpendolo e aggredendolo. Ne è seguita una colluttazione con strattonamenti e spinte, poi i 2 sono fuggiti. Il cuoco, spaventato, si è ritrovato anche senza collanina d'oro, che forse è stata strappata dai 2. Subito dopo ha presentato denuncia ai carabinieri raccontando l'accaduto. Per fortuna, la sua amara riflessione: al mio posto non c'era una donna, in quel caso l'aggressione sarebbe potuta finire anche peggio. Questo era il servizio di Federico Fusetti. Andiamo a Treviso per l'omicidio di una infermiera del San Camillo. Santa Maria del Rovere e l'ospedale San Camillo sono sotto shock per la morte violenta di Nicoletta Lupo, infermiera trevigiana di adozione, massacrata dal compagno in Spagna, dove si era trasferita all'inizio dell'estate. Era una donna innamorata, hanno detto i suoi colleghi. Lei voleva cambiare la vita perché voleva stare con il suo nuovo compagno, il suo nuovo amore. Era felice di andare là in un posto bellissimo dove ha invitato tutti noi che un giorno possiamo venire a trovarla, e quindi era contenta di andare là, era felice. Era una donna innamorata. Era una donna innamorata, esatto.
Di quell'amore è rimasta solo la violenza più cieca, quando nella notte tra giovedì e venerdì scorsi Nicoleta Buligalupo, 51 anni, di origini rumene, è stata massacrata a coltellate dal compagno 54enne connazionale Ioan Corbaceri, che poi si è impiccato. I due corpi sono stati trovati vicini dalla polizia spagnola nel loro appartamento di Castellón de la Plana, città vicina a Valencia. Nella penisola iberica Nicoleta si trovava dall'inizio dell'estate, qui con il 54enne aveva voltato pagina dopo 20 anni vissuti a Treviso. Fino a 3 mesi fa la donna viveva in questa palazzina in zona Santa Maria del Rovere con il figlio 26enne Emanuel, a poche centinaia di metri dal San Camillo, dove dal 2004 è stata infermiera strumentista in sala operatoria. Yolanda ha lavorato con lei per quasi 17 anni. Era una persona molto buona, molto tranquilla, molto serena e brava anche nel suo lavoro. Una ragazza solare, impegnata nel lavoro e molto disponibile con i colleghi e con la gente. Le foto condivise con amici e colleghi, anche via social, raccontano frammenti di vita apparentemente sereni. L'ultimo scatto l'8 settembre. Fino a martedì scorso, sì, mandava messaggi. E cosa vi diceva? Che è tranquilla, che è un po' stanca perché lavora tanto, però è tranquilla e che un giorno ci sentiamo. Eppure la stampa spagnola parla di un uomo violento che abusava di alcol e forse non nuovo maltrattamenti e violenze, un femminicidio che ha sconvolto anche la Spagna. A Castellón de la Plana il comune ha osservato un minuto di silenzio. Accanto al sindaco e alle associazioni contro la violenza di genere, il figlio di Nicoleta, Emanuel, ingegnere in una ditta paese, come si vede dalle immagini di Cadena Ser, una delle principali emittenti spagnole. Lo stesso silenzio che è calato sul San Camillo. Siamo tutti distrutti, c'è solo silenzio in tutto l'ospedale, c'è tristezza. Organizziamo una santa messa insieme con le sorelle, quindi e preghiamo per lei, perché ci manca tanto, ci manca veramente tanto e ci viene proprio da piangere. Scusate, ma non posso. Sentiamo anche il ricordo dei vicini sentiti da Christian Arboet. Sembrava una cosa meravigliosa. Quindi è chiaro che come siete... quando sembrano tutte le fiabe. Pareva... Lei e lui sono innamoratissimi. Mi aveva telefonato anche una settimana fa che era felice e che mi avvisava che veniva giù per la fine mese. Una fiaba, così sembrava la storia di Nicoleta e così lei stessa la descriveva alla sua vicina di casa e amica, la signora Lucia, una sorta di seconda mamma. Già a me, ovvio, già mancata la mia, per cui sì, era come una figlia, quasi. Io ho solo 2 maschi, tra l'altro, quindi proprio come una figlia, quindi sono qua, sono ghiacciata. Nicoleta aveva conosciuto Ioan, il suo assassino, nel 2021. Ogni tanto l'uomo dalla Spagna veniva a trovarla a Treviso. Da un anno fa, insomma, ha presentato a me e anche alle nostre amiche qua del condominio questo suo fidanzato. E quasi sempre veniva giù lui, non saprei adesso ricordare se 1 volta o 2 volte al mese, e poi andava anche lei di là in aereo. Poi la decisione di trasferirsi definitivamente. Nicoleta impara lo spagnolo e prima di partire trova un lavoro a Castellón de la Plana in una casa di riposo. La scelta viene comunicata a Lucia. Per non mancarle di rispetto e per amore le ho detto lo stesso: sono felice, felicissima per te, quanto sono però io, di seconda battuta, disperata che vai via perché resto sola. Lucia rivolge anche un pensiero al figlio di Nicoleta, Emanuel, ancora in Spagna accanto al padre, ex marito della donna, ma è tutta Santa Maria del Rovere, dove Nicoleta era molto conosciuta, a interrogarsi. Don Adelino, il parroco, parla di un malessere psichico diffuso da affrontare, poi ci sono le parole della fede. Quando io sento di questi fatti guardo il crocifisso e dico: quella realtà della morte in croce continua anche oggi. E mi vengono in mente le parole di Gesù: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Sì, anche come possa aver continuato un rapporto, una relazione, addirittura andando in Spagna, questa donna che sapeva
dei maltrattamenti che aveva inflitto quest'uomo ad altre donne. Sono vicende davvero sconcertanti oltre che dolorose. Adesso voltiamo pagina, torniamo alla questione dei migranti, perché domani ci saranno gli stati generali dell'ANCI di tutti i sindaci a Verona, e oggi Marta Marangon è andata a sentire il presidente dell'ANCI Mario Conte in diretta dal comune di Treviso. Marta Marangon, a te la linea, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo qui a Cassugana, sede del comune di Treviso, dove si è appena conclusa una conferenza stampa su un importante progetto di riqualificazione delle mura cittadine, delle quali vi parleremo questa sera nel corso del nostro telegiornale. E a margine di questo abbiamo sentito il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI, sulla questione dei migranti e della realizzazione appunto annunciata dal governo di un CPR, un centro per i rimpatri dei migranti per ogni regione. E sono delle parole davvero molto forti quelle che ha usato il sindaco, ve le facciamo sentire nell'intervista, poi linea allo studio. Domani l'Assemblea regionale, molti temi caldi sul piatto, tra tutti quello dei migranti, con parecchi malumori anche da parte dei primi cittadini dopo che il governo ha annunciato la creazione di un CPR in ogni regione. Certo, perché noi abbiamo costituito e sottoscritto un protocollo che serve proprio per evitare le imposizioni. Però poi se non si parla di accoglienza e si parla di CPR cambia poco, le imposizioni sono sempre mal digerite dai territori, anche perché poi le conseguenze, le critiche, le lamentele arrivano innanzitutto ai sindaci. Quindi noi chiediamo che ci sia maggiore dialogo, maggiore trasparenza. I sindaci sono sempre stati disponibili a sedersi attorno a un tavolo per gestire le emergenze di ogni tipo, comprese quelle umanitarie, però chiediamo che ci sia la stessa sensibilità da parte di tutti gli altri organi. Ecco, tra i vari siti la premessa è che non è stato ancora deciso nulla, quelli comunque vicini agli aeroporti, per cui si è parlato anche di Treviso, di Venezia e di Verona, di fatto, che sono i 3 scali aeroportuali veneti. Ma io pretendo invece che le città che già stanno dando tanto da un punto di vista dell'accoglienza siano a priori escluse da questa ricerca, perché se no significa accanirsi su dei territori, su delle comunità in modo assolutamente ingiustificato. Ecco, lei parlava di un protocollo caldeggiato sia da lei come presidente dell'ANCI che da Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, che però ha suscitato le ire dei sindaci, soprattutto della Lega. Ma in realtà con questo protocollo noi abbiamo chiesto la costituzione di una cabina di regia, così come si fa nella gestione di tutte le emergenze. Può essere un'emergenza meteorologica o in questo caso un'emergenza umanitaria. Se non c'è coordinamento, se non c'è dialogo, tutto diventa più complicato e soprattutto viene sostituito dalle imposizioni. Noi vogliamo evitare situazioni come quelle di Bagnoli, di Cona o come della Caserma Serena, dove grandi assembramenti di richiedenti asilo scaricano grande difficoltà e criticità nei territori, cercando delle soluzioni alternative, ma non dovrebbero nemmeno essere i territori a indicare le soluzioni. Però siccome siamo responsabili, attenti e vogliamo comunque essere collaborativi nei confronti del governo, abbiamo comunque chiesto la costituzione di una cabina di regia. Poi sta alla sensibilità di ogni sindaco, di ogni territorio, capire se nel loro comune può essere ospitato 1, 5 o 10 richiedenti asilo o nessuno, come in molti hanno detto. Quindi nessuna imposizione, nessun contratto sottoscritto, ma semplicemente la voglia e il desiderio di affrontare un'emergenza umanitaria con responsabilità, serietà e anche un po' di umanità. Ecco, con il CPR però si rischia di realizzare l'esatto opposto. No, ma il CPR io contesto le modalità, perché le imposizioni non vanno bene, anche perché, ripeto, poi i disagi dei territori e le tensioni sociali nei territori se le devono subire i sindaci. Quindi se un CPR deve essere realizzato in Veneto, io pretendo che ci sia un confronto tra sindaci, regione e governo. Non accettiamo imposizioni, perché diversamente significa che il ruolo del sindaco viene valorizzato soltanto nei casi di estrema emergenza. È più che comprensibile lo sfogo del sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Questo territorio ha già dato, non è possibile avere un altro CPR
qui dopo quello che si è visto a Bagnoli, a Cona, nelle ex caserme di Treviso e di Oderzo. Ieri Giorgia Meloni ha parlato di immigrazione all'ONU, ha detto che bisogna soprattutto combattere la mafia dei trafficanti di uomini. Sentiamo un passaggio del suo intervento. E davvero possiamo dire che sia solidarietà accogliere in via prioritaria non chi ne ha davvero più bisogno, ma piuttosto chi ha i soldi per pagare quei trafficanti e consentire ai trafficanti di stabilire chi abbia diritto a salvarsi? Io penso di no. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. E questa era Giorgia Meloni ieri all'ONU a New York. Intanto entro venerdì sono previsti nuovi arrivi di migranti nella provincia di Padova, all'aeroporto Allegri. Presto saranno allestiti nuovi posti, mentre rimane aperta la palestra comunale di Feriole a Selvazzano. Sentiamo Valentina Visentin. 25 posti solo per i minori. All'aeroporto Allegri di Padova verrà allestita una seconda palazzina per l'accoglienza dei migranti. Attualmente nella struttura di Via Sorio sono ospitati 28 profughi, ma visti i nuovi arrivi imminenti attesi entro il fine settimana, si sta preparando la seconda palazzina destinata solo per l'ospitalità dei minorenni. Le poche novità che trapelano riguardano anche la palestra comunale di Feriole di Selvazzano, dove al momento ci sono 40 migranti ospitati. La struttura resterà operativa nell'accoglienza fino a data da destinarsi, quindi non verrà liberata il 22 settembre come invece si era detto la scorsa settimana. All'Allegri il passaggio dei migranti è continuo perché appena si liberano posti nei CASI, centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle cooperative, i profughi vengono trasferiti dopo il monitoraggio sanitario. Ma i numeri, visti i costanti arrivi a Lampedusa, sono in continua evoluzione e potrebbero aumentare. Sono 26 migranti arrivati ieri a Milano e ospitati in una ex scuola. Il sindaco ha accolto la richiesta della prefettura, ha detto non voltiamo la testa dall'altra parte e ha attaccato però l'ipotesi, come ha fatto Conte, di un CPR in Veneto. 26 migranti arrivati qui a Milano ed accolti nella ex scuola Caorliega. Molti di loro arrivano dall'Africa, Burkina Faso, Egitto. Tra loro anche 4 tunisini, con la maggioranza proveniente dall'Africa subsahariana, tutti arrivati direttamente da Lampedusa. A gestire l'accoglienza la cooperativa del Padovano Un Mondo di Gioia, su incarico della Prefettura di Venezia. E da qui che una ventina di giorni fa il primo cittadino aveva deciso di rispondere affermativamente alla richiesta di Michele Di Bari. Io dico, noi sindaci dobbiamo dare una mano, dobbiamo collaborare, girarci dall'altra testa non è una buona scelta. Ora resta da capire se questi migranti, tutti ragazzi sui 20 anni, sono in possesso dei previsti requisiti per poter restare in Italia, considerato che in caso di eventuale espulsione la permanenza nel centro per il rimpatrio, cioè il cosiddetto CPR, può essere prorogata fino a 18 mesi se, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi. E quanto prevede il testo del decreto Sud pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene 2 articoli con le novità introdotte sui centri di permanenza per il rimpatrio. Per il sindaco Baggio la questione CPR resta ancora nebulosa. Adesso ancora non è chiaro. Io tendenzialmente sono contrario alle grandi strutture. Penso che il numero di comuni che ci sono in Italia consentano tranquillamente un'accoglienza diffusa. Certamente l'esperienza di Lampedusa dimostra che quando gli arrivi sono tanti nella fase di prima accoglienza bisogna avere una struttura che abbia capacità rispetto alle quantità che arrivano. Quello che è importante però è che poi queste persone trovino un'accoglienza strutturata e progettata. Sentiamo ancora Anna Maria Parisi sulle reazioni in Consiglio Comunale da parte dell'opposizione e poi anche il parere dei cittadini sui centri di rimpatrio. Vediamo.
A 19 anni viene dal Burkina Faso. Questa è la storia del viaggio della speranza di Barasa, richiedente asilo da poche ore, uno dei 26 nuovi ospiti del comune di Mirano. È arrivato a Lampedusa varcando la rotta del Mediterraneo, lungo la Libia e da qui via Tunisi. Ecco quanto ha speso. C'est 300.000. Quasi 5.000 euro il posto riscosso dagli scafisti, dice. Dove li hai trovati tutti questi soldi? Chiediamo. Mi hanno aiutato, mio padre ha venduto la moto e poi io stesso con dei lavoretti, risponde. A Mirano, sulla questione accoglienza e migranti, l'opposizione in Consiglio Comunale con Fratelli d'Italia cavalca la rotta della sicurezza con la richiesta di un tavolo urgente. Ribadiamo l'importanza dell'istituzione di un tavolo osservatorio che affronti il tema e segua il tema da vicino per evitare che questo possa sfociare in qualche problema di carattere sociale o di sicurezza. La gente, come sempre, si divide. E se non rispondono ai requisiti previsti dal governo verranno rimpatriati, dovrebbero essere... Beh, spero proprio di no, poi ti mandi incontro a morte da nuovo, insomma. Se sono irregolari devono tornare a casa, tutto lì. Penso che in momenti di emergenza bisogna darsi da fare, penso che sicuramente tutti sono figli di Dio, quale Dio, ognuno ha il suo Dio, però è pur vero che sono nostri fratelli. Torniamo a Barasa, a fine intervista gli chiediamo che cosa spera di trovare qui in Italia, ci risponde così. Sono venuto qui per lavorare e per aiutare mia mamma, mio padre e le mie 4 sorelle, perché amo la mia famiglia, dice. E non ci sono problemi a Bassano del Grappa sul fronte dell'immigrazione, ma altri problemi che stanno affliggendo tanti automobilisti, tanti cittadini e i commercianti soprattutto, che chiedono di essere risarciti per il calo degli affari dovuto alle vicissitudini di questo Ponte Nuovo. Ci colleghiamo in diretta con Sharon Di Carlo. A te, Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Lo ha detto lei, questa volta continuiamo a parlare del Ponte Nuovo, ma accantoniamo per un secondo il traffico, accantoniamo per un secondo le multe a ciclisti e pedoni e ci concentriamo invece sui commercianti limitrofi della zona, perché sono veramente molto in difficoltà. Ne parliamo con Romano Zanon, buongiorno. Buongiorno. Vicepresidente Confcommercio di Bassano. Sì. Qual è la situazione dei commercianti appunto limitrofi al Ponte della Vittoria oggi? Confermo la difficoltà, c'è un grosso calo di fatturato dovuto al fatto che i lavori comunque non hanno solamente intasato il traffico, lavori per carità sacrosanti, quindi non è quello il problema. Il problema è che in maniera naturale i due ponti di Bassano hanno sempre creato un anello. Quest'anello è stato spezzato, quindi è come trovarsi in un vicolo cieco. Non c'è più quel movimento naturale di passaggio di persone e ovviamente noi commercianti fisici lavoriamo sul passaggio. Gioco forza, il calo di fatturati che c'è stato in tutte le zone limitrofe a quel percorso è stato di circa 25-30%. Prima infatti, direttore, sono stata a trovare uno dei tanti commercianti e raccontava appunto esattamente questo dato, un calo delle vendite che va dal 20 al 30%, soprattutto in questo momento di grande difficoltà generale, insomma difficoltoso. È molto più pericoloso in questo momento avere anche un piccolo calo, perché non si parla di commercio florido, quindi non è che venga tolto un 30% a questi utili mostruosi, viene tolto un 30% degli utili già risicati, quindi si rischia veramente di andare sotto costo, di dover attingere alla propria liquidità o rivolgersi al mondo del credito, perché a fine mese non ce la fai. Anche perché i lavori non finiranno domani, proseguiranno fino a novembre almeno. Almeno fino a novembre, c'è chi parla di gennaio, fine gennaio, quindi esattamente non abbiamo un dato certo. I mesi estivi sono stati terribili. I mesi invernali rischiano di essere altrettanto pesanti, quindi sarà dura. Il prossimo 26 settembre verrà presentato in Consiglio Comunale 2 mozioni per aiutare appunto i commercianti. È possibile allora, secondo lei, trovare veramente delle soluzioni chiare e pratiche per ricorrere all'aiuto? Beh sì, sarà necessario, perché ciò che in questo momento affligge il mondo del commercio è l'aumento esponenziale dei costi. L'unica possibilità da parte
parte della nostra amministrazione è quella di uno sgravio fiscale, cioè eliminare una parte dei costi che potrebbe essere quello che sono le imposte locali, per cercare di alleggerire il peso grande che questi commercianti devono affrontare. Prima parlavo, direttore, sempre con uno dei commercianti, e una delle proposte potrebbe essere quella di appunto abbassare i muettari. Sì. Sì, è una via che stiamo percorrendo anche noi come associazione e credo che sia una via che possa almeno dare un pochino di ossigeno ai nostri colleghi. Ma lei, se guarda al futuro in questi mesi, come andrà? Andrà come deve andare, perché credo che non c'è altro modo, però sarà una bella dose di sopportazione e di pazienza che ci vorrà ancora. Grazie al mio ospite Romano Zanon, da Bassano direttore è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Sharon Di Carlo da Bassano del Grappa. Purtroppo abbiamo problemi di viabilità e anche di incidenti anche molto gravi. Ce n'è stato uno questa mattina verso Vigonza alle 8:40. Una ragazza è stata investita mentre attraversava la strada in via Primo Maggio, laterale di via Regia. La 19enne è stata trasportata in ospedale a Padova in gravissime condizioni. Per cause ancora in fase di accertamento è stata travolta da una vettura. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone che si trovavano in quel momento sul luogo dell'incidente. Il SUEM è arrivato sul posto e ha portato in ospedale d'urgenza la vittima, che risulta ricoverata in pronto soccorso in codice rosso. Vediamo un titolo del Gazzettino prima di vedere un nostro servizio che spiega bene cosa sta succedendo. Bufera sulla pubblicità shock della discoteca, succede a Castelfranco. Nel volantino una ragazza che vomita in bagno e la scritta "la notte senza freni". Sentiamo Edi Caliman. Sballo, una notte senza freni, ingresso omaggio per le donne. Nella locandina distribuita in tutta l'area pedemontana dalla discoteca Quadrifoglio di Monfumo, l'immagine di una ragazza riversa sul VC che fa da sfondo al titolo dell'evento. E in poche ore si è scatenata la polemica sui social, tanto da spingere i titolari all'immediato ritiro. Era un gioco di parole, racconta il titolare, un tipo di pubblicità che non voleva destare nessuna polemica né incentivare in nessun modo comportamenti sbagliati e dannosi, né correlare il divertimento all'abuso di alcol. Le sue parole sono state diffuse su tutti i social del locale. Numerose le prese di posizione di chi ha trovato la pubblicità inadeguata, soprattutto in tempi in cui la cronaca mette in luce episodi di violenze su ragazze e documenta tanti incidenti stradali che vedono coinvolti giovani alla guida. A prendere posizione anche il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che ritiene il messaggio deleterio per tutto ciò che si sta facendo per promuovere la sicurezza dei giovani. Dopo le polemiche, dunque, stop alla locandina. Nelle nostre serate, fanno sapere dal locale, ci impegniamo sempre per il massimo controllo al fine di garantire una notte sicura per tutti i partecipanti, promuovendo il bere responsabile per una guida sicura. E dopo questo fatto, per il prossimo evento è stata chiesta la partecipazione dell'associazione Protection for Kids, impegnata nel combattere le violenze di genere e i reati che si diffondono soprattutto tramite il web, al fine di sensibilizzare la campagna antiviolenza sulle donne. Allora, vediamo in tribunale a Padova. Ieri è stato il giorno di Valentina Boscaro, la giovane donna accusata di aver ucciso a coltellate il fidanzato Mattia Caruso. Aspettavo un bambino da lui, ma ho abortito nel gennaio del 2021 perché non volevo che una persona violenta come Mattia fosse il padre di mio figlio. Questo uno dei passaggi cruciali del racconto di Valentina Boscaro durante l'interrogatorio davanti alla Corte d'Assise di Padova, presieduta dal giudice Sara Catani nel processo per la morte di Mattia Caruso, che la vede accusata di omicidio. Un rapporto difficile, quello che descrive la Boscaro, che più volte ha sottolineato come non fossero fidanzati i due, ma solo che si frequentassero. Durante l'interrogatorio dell'avvocato della difesa Alberto Berardi è stata ricostruita la dinamica della tragica sera del 25 settembre di 2 anni fa. Quando inizia a parlare, Valentina Boscaro ha la voce rotta, tanto da chiedere un po' d'acqua. Ripercorre le tappe che hanno portato alla morte di Mattia, accoltellato al cuore dalla giovane con un coltello a serramanico che il ragazzo aveva in auto. Valentina, durante tutto l'interrogatorio, ha sottolineato come Caruso fosse violento e geloso nei suoi confronti, una ricostruzione che la sorella della vittima respinge.
non voglio esprimermi perché poi parleranno da sé, sai. Penso che sia giusto che giudichino gli altri e non io, ma insomma ha detto veramente cose che una persona che è pentita di ciò che ha fatto non avrebbe mai detto, sinceramente, anche perché ho sentito veramente tante bugie, tanti arrampicamenti negli specchi che mai avrei pensato. Una giornata difficile per i familiari di Mattia presenti in aula. L'accusata ha anche presentato le sue scuse, sostenendo di non averle fatte prima perché pensava che i Caruso la odiassero. In aula Valentina Boscaro ha ammesso che non voleva ucciderlo, scuse che non sono parse sincere alla sorella della vittima. Diciamo che delle scuse forzate non sono delle scuse sincere, non c'è nulla da accettare, cioè qua l'unica cosa da accettare è lei che dovrebbe accettare ciò che ha fatto fino in fondo e non cercare ancora di arrampicarsi negli specchi. Più e più volte la ragazza durante il lungo interrogatorio ha ribadito come il rapporto con Caruso fosse carico di alcol, droga e violenza, riportando episodi in cui lui l'avrebbe aggredita. Servizio di Francesco Rattai è ora una storia che ha suscitato rabbia e indignazione, un'anziana che è stata ricoverata in ospedale e 3 cittadini marocchini che hanno forzato la porta del suo appartamento e l'hanno occupato. Blitz ai Carabinieri ha rimesso le cose a posto, è successo a Castelfranco. A lanciare l'allarme i residenti della palazzina di edilizia popolare in via Borgo Padova a Castelfranco. La casa di un'anziana di 73 anni ricoverata in ospedale era stata occupata abusivamente da sconosciuti. Finestre aperte, un via vai di persone mai viste prima, hanno convinto i cittadini ad allertare il 112. Dopo alcuni accertamenti il blitz dei carabinieri. All'interno dell'appartamento sono stati trovati 3 marocchini, 2 in casa di 26 e 27 anni ed un connazionale di 48 anni che si era sistemato invece in cantina. Alla vista dei militari si sono giustificati asserendo di essere lì da una ventina di giorni e di aver pagato un affitto ad un fantomatico cittadino rumeno di cui però conoscevano solo il nome. Versione che i militari dell'Arma stanno comunque vagliando, anche se sembra piuttosto improbabile. I 3 per entrare in casa avevano forzato anche la serratura della porta, un vero sopruso ai danni di un'anziana ricoverata da marzo in ospedale e poi da settembre in una casa di riposo per una grave malattia. Tessuto di Castelfranco Veneto è un tessuto attento, vigile e che esorto anche ogni qualvolta magari possano vedere qualche situazione particolare, interpellare i carabinieri piuttosto che la polizia locale in modo tale che si possano fare le verifiche. La figlia della 73enne è stata convocata dai militari che gli hanno spiegato quanto era accaduto. L'appartamento fra l'altro è stato ridotto in uno stato di degrado assoluto. Non solo, ma erano spariti anche alcuni capi di abbigliamento della mamma. I 3 magrebini sono stati dunque fatti uscire immediatamente dall'appartamento e sono stati denunciati per invasione di edifici e terreni e per furto. La figlia della 73enne ha presentato querela ai carabinieri. Dopo aver sistemato l'appartamento della mamma ha cambiato la serratura per scongiurare altre invasioni. Alcuni appartamenti di quella palazzina, ma non solo, sono in fase di ristrutturazione, come ci spiega il sindaco. I lavori sono cominciati e quindi io spero che entro il prossimo anno di avere la possibilità di mettere sul mercato della casa, chiamiamola così, della casa agevolata, ulteriori appartamenti oggi sfitti e che non possono essere assegnati perché non sono a norma. Servizio di Daniela Sizia, vediamo la notizia di prima pagina sulla nuova Venezia Online, la notizia della morte di una giovane donna di Caorle, immersione fatale a Sharm el Sheikh. Valeria Pasqua, istruttrice subacquea, è morta a 46 anni. La donna è stata vittima di un aneurisma, è successo il 5 settembre, lo si è appreso solo oggi perché sono stati celebrati i funerali a Caorle. Il marito, lei un angelo che ho avuto il piacere di amare. Allarme sicurezza a Sandrigo, si aggrava il degrado sociale e quello ambientale nella zona industriale anche per la presenza di un campo nomadi.
Allarme sociale a Sandrigo nella zona industriale a causa del perdurare del degrado ambientale causato dall'abbandono indiscriminato di rifiuti e l'accensione di roghi nei pressi dei camponomidi di via Galvani. A luglio le fiamme avevano coinvolto anche numerosi mezzi della comunità Sinti che lì si era insediata negli anni '80. L'incontro ieri sera del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale ha concertato una serie di provvedimenti per gestire la situazione, a partire dalle cause del rogo più esteso. Sulle cause non siamo riusciti a fare luce, abbiamo appunto registrato questi 2 episodi, lì c'è un grave abbandono di rifiuti che continua a ripetersi, per cui il lavoro che andremo a fare sarà quello di mettere in sicurezza quell'area affinché i rifiuti non vengano più abbandonati. Si è trattato appunto di vedere quello che è stato fatto fino adesso, anche alla luce dei provvedimenti, delle misure di prevenzione che ho emesso nei confronti di taluni soggetti che abitano abitualmente il campo nomadi, quindi fogli di via, avvisi orali, misure di prevenzione previste dal codice della legge antimafia. E si tratta adesso di decidere gli ulteriori passi da fare. È chiaro che la situazione è molto complessa perché al di là degli aspetti dell'ordine e sicurezza pubblica implica anche valutazioni per quanto riguarda l'igiene e la salute delle persone. Al tavolo, oltre ai rappresentanti della comunità locali, i responsabili provinciali delle forze dell'ordine, anche l'assessore regionale alla sanità. Per me è stato indispensabile questo, uno perché vuol dire che anche l'assessore è riuscito a cogliere l'importanza di questo tavolo e prenderne anche coscienza di quella che è la situazione a livello locale, e che è sempre un passaggio utile perché altrimenti un sindaco da solo riesce a fare fino a lì. Una cinquantina le persone che alloggiano nel campo nomadi, 34 i minori. I progetti di integrazione che li hanno coinvolti hanno avuto successi parziali. Servono fondi straordinari per bonificare l'area e progetti di coordinamento per garantire il rispetto delle regole. Un regolamento che poi vorremmo fare, no? Anche per la presenza, perché insomma se questi cittadini abitano a Sandrigo dovranno rispettare le regole come le rispettano tutti. Questo è la base di tutto per una civile convivenza, per cui andremo a lavorare anche sotto questi aspetti. Poveri sindaci sono alle prese con campi nomadi, degrado, e adesso arrivano anche i migranti a complicare loro la vita, soprattutto quando si tratta di minori non accompagnati. E il servizio di Daniele Garbina, adesso sentiamo cosa dicono i cittadini di Sandrigo su questa fase di degrado. Vediamo. Ogni tanto bruciavano, non si sa chi, si sa bene, ma non si sa bene, è sempre il solito discorso, insomma, bisogna trovare delle soluzioni alla radice. Al di là della centrale elettrica c'è tutta la zona della discarica, l'ex discarica del comune. Non so se loro vanno ancora in zona lì a cercare qualcosa, a raccattare qualcosa. No. Se i rifiuti fossero separati, invece getta là, poi si arrangiano loro e quello è il grande guaio. Però chiaramente è un problema per Sandrigo, ormai da sempre, da decenni eccetera. Speriamo che questa amministrazione riesca a risolvere questo problema, che è un problema annoso eccetera. Nel momento che tu abbandoni le persone non riuscirai ad avere un comportamento civile di queste persone. Nel momento invece che dai degli obiettivi, dai delle capacità di potersi organizzare, dai un qualcosa per cui possono anche loro inserirsi nelle società, qualche risultato in più sicuramente lo avrai. Da 5 adesso sono venuti 50. Io le ho viste le bambine così, adesso sono tutte quante con figli e sono già incinte di nuovo. Forse bisognerebbe fare qualcosa. No. Sì, no, è proprio questo. Bisognerebbe fare qualcosa a monte e non aspettare così. Adesso sono cittadini di Sandrigo e ci dobbiamo tenere qua. Bisognerebbe riuscire a concentrare la presenza in un'area dove sia appunto possibile tenere sotto controllo il numero, fissare delle presenze e chi arriva da fuori, perché ho visto anche presenze nuove così, escludere insomma. Intervista di Daniele Garbin. A Vicenza un'ordinanza del sindaco Possamai proprio contro
abbandono, incuria, degrado, sporcizia nella zona dell'ex supermercato di via Torino. Scatta l'ordinanza antidegrado firmata dal sindaco Giacomo Possamai. Obiettivo: mettere fine alle occupazioni abusive, oltre che alla sporcizia e al degrado che si sono creati attorno alla zona del supermercato attualmente chiuso di via Torino. Ho firmato un'ordinanza per chiedere di recintare l'area intorno al ex supermercato di via Torino e per una pulizia totale dell'area. Ci sono state segnalate nelle scorse settimane diverse occupazioni abusive, una grande sporcizia in quell'area, per cui abbiamo chiesto al privato di ripristinare da un lato la pulizia, ma soprattutto di impedire l'ingresso abusivo. Attenzione particolare sulla zona del quadrilatero, commenta Possamai, sia per quanto riguarda il tema sicurezza, sia per quanto riguarda il decoro e la pulizia, alla luce dei disagi e delle recenti segnalazioni dei residenti. La nostra parte sarà quella invece di pulire le aree intorno, perché ci sono anche aree pubbliche. L'area del quadrilatero ha sofferto tanto in questi anni, vogliamo dedicargli un'attenzione particolare. L'attenzione passa sicuramente dalla sicurezza, dove serve chiaramente l'intervento, l'aiuto e l'impegno della polizia, dei carabinieri, delle forze dell'ordine, della prefettura, ma anche dall'attenzione al degrado e dalla pulizia. Su questo vogliamo un impegno particolare da parte del comune, ma anche un'attenzione da parte dei privati. Continuano gli sbarchi a Lampedusa, ma c'è sempre la rotta balcanica. Ogni giorno arrivi di profughi dalla Slovenia attraversano il confine e arrivano poi a Trieste, dove, dice il sindaco Roberto Di Piazza, ormai la situazione è diventata drammatica. C'è stato un controllo delle forze dell'ordine all'interno del silos, dove i migranti trovano spesso rifugio. Erano lì i nostri colleghi di Tele4, la nostra redazione triestina. Sentiamo Gianluca Paladin. Non è uno sgombero, giova precisarlo, è un'attività di controllo per vagliare la posizione, per così dire, amministrativa delle persone che ormai sono diventati i veri e propri residenti del silos, con alle spalle, sullo sfondo un racket di droga che ben conosciamo, e la gestione dei posti letto. Blitz delle forze dell'ordine all'interno del silos questa mattina, un'azione decisa in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e immediatamente attuata. Obiettivo: verificare la posizione di ogni occupante della struttura. Più di 130 i migranti controllati da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Circa 30 profughi sono stati caricati nei furgoni del reparto mobile di Padova e portati via perché privi di qualsiasi tipo di documentazione. Per loro un'unica opzione per rimanere in Italia: fare richiesta di asilo o protezione internazionale. E intanto qui io vedo immondizia, spazzatura, un poliziotto che in questo momento sta passando e che sta insieme ai colleghi, li vedete in tenuta anche con i caschi, in quasi tenuta antisommossa, oserei dire, proprio per vedere la situazione. Hanno le mascherine addosso, ovviamente come presidio sanitario. Come vedete ci sono anche le unità cinofile, c'è anche la Guardia di Finanza con l'unità cinofila, immagino per cercare tracce di stupefacenti. Operazioni che continuano. Come vedete il buco sulla rete permette alle persone tranquillamente di accedere al suo interno, con un presidio qui iniziale di 2 poliziotti che si assicurano che ovviamente nessuno intervenga e disturbi le operazioni in corso. Da quel che risulta non sarebbe stata trovata droga nascosta all'interno del silos, ma i controlli sono stati condotti nel massimo riservo. L'attività si è conclusa intorno alle 11, sono queste le operazioni che anticipano il futuro sgombero del silos. Intanto la questura dovrà identificare tutte quelle persone che ad oggi non avevano ancora fatto domanda di asilo o di protezione internazionale. E Gianluca Paladin poi è riuscito a introdursi all'interno della silos dopo l'operazione della polizia per raccogliere le voci dei migranti che hanno detto di essere stati torturati in Bosnia. Vi mostreremo delle immagini e vi avvertiamo che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Vediamo. Guardate che violenza, torturati con oggetti contundenti, coltelli e poi le pedate sopra la schiena, delle scene orribili che mostriamo e che fanno intendere l'idea di quello che succeda. Guardate qui che situazione. Chi viene dal Pakistan, chi dal Bangladesh, tutti raccontano la stessa cosa: le violenze subite in alcune aree dei Balcani come la Bosnia prima di approdare a Trieste. È la storia dei migranti della rotta balcanica che hanno voluto parlare davanti alla telecamera subito dopo le operazioni di
l'identificazione da parte delle forze dell'ordine all'interno del silos. This is a knife cut, un taglio di coltello. Knife cut, ok? In Bosnia? Yes, Bosnia. Ok. And have you got some... This is a plastic fire and yes, this cut. Okay. Ti hanno bruciato con la plastica? Normally cut, yes. Ok. And on the back? E anche sulla schiena, guardate, queste sono tutte, siamo un po' in ombra, si vedono tutte le bruciature fatte con plastica incandescente, forse sigarette. In attesa di uno sgombero del silos, tutti coloro che hanno i documenti in regola per stare in Italia ma non un posto dove essere accolti, tornano qui ogni sera per passare la notte. Alla domanda se ci sia qualcuno che si occupa dell'organizzazione dei posti letto, una sorta di capo che comanda il silos, i migranti hanno risposto di no. Chi è il capo che comanda qui? Nessuno, non c'è nessun capo. Cioè non dovete pagare per dormire qui? No, nessuno paga, nessuno ci ha chiesto niente. I am 2 months here waiting. 2 mesi che siamo qua, 2 mesi, abbiamo bisogno di un posto dove stare, non è per niente bello qua, guardate, ho pure i documenti con me. Not any documents with you? Yes, I have a documents. This place 3 months. 3 months. Mi trovo qua dentro da 3 mesi. La mia famiglia è composta da me, i miei 2 figli, mia moglie, mia madre e mia sorella, ma qui sono da solo. Qui non ho né amici né altre relazioni. No relatives, no friends. We have 3 months and my friend, Anche io sono qui da 3 mesi con un amico e mio cugino. Sono stato a una stazione di polizia, ma mi hanno detto che per me non c'era posto e sono venuto qui. Vuoi andare in altre zone d'Europa o rimanere in Italia? Vorrei stare in Italia. Italia, yes, Italia, yes. 2 persone stanno qui in queste tende che sono veramente piccolissime. Guardate, in una tenda così ci possono dormire anche 2 persone, una situazione drammatica se vogliamo. Siamo tornati all'interno del silos dopo l'operazione di controllo della polizia. Come potete vedere dalle immagini non cambia molto rispetto a quello che abbiamo mostrato precedentemente. Molti migranti che sono rimasti qui in attesa di sapere anche dove finiranno, perché logicamente in un posto così non si può vivere. Una grande emozione per i richiedenti asilo dell'ex caserma Serena di Dosson vicino a Treviso, che questa mattina ieri mattina hanno partecipato all'udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro. Servizio di Lina Paronetto. Anche quest'anno per la 4ª volta portiamo i nostri ospiti a fare visita al Santo Padre in udienza generale del mercoledì. Solo il Covid ci ha potuto tenere lontani e siamo già pronti a tornare. Sono arrivati a Roma in pullman alle prime luci dell'alba per rinnovare il legame con Papa Francesco, una 50ina tra ospiti e operatori dell'ex caserma Serena di Dosson, uomini, donne e bambini non tutti cristiani ma appartenenti a fedi e paesi del mondo differenti, così da rappresentare tutti i migranti, oltre 500, attualmente ospitati nel centro per richiedenti asilo ai confini tra Casieri e Treviso. È stata come tutte le volte un'emozione unica incontrare quest'uomo, ascoltare la sua richiesta di benedizione quando si allontana, è qualcosa di unico. Al Papa i richiedenti asilo hanno donato una stola e un libro che racchiude tutti i momenti significativi di questi anni all'ex Serena e dei disegni di grandi e bambini racchiusi in una scatola decorata. Il medesimo dono consegnato 2 settimane fa anche al vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, in visita per la prima volta al centro di accoglienza. Don Fabio Majorana, già parroco all'hotspot di Lampedusa quando a gestirlo era proprio la società di Gian Lorenzo Marinese, descrive così l'emozione dell'incontro con il pontefice. Abbiamo vissuto un momento particolare e le parole di Papa Francesco aiutano a riflettere sulla povertà. Diceva: non dimenticatevi dei poveri. Sono un'esperienza forte perché ha presentato la figura di Gomboni e questo ci ha fatto capire che l'Africa, anche i luoghi di povertà, sono luoghi di speranza e di risurrezione, e portare qua i nostri ragazzi sono una speranza per tutti, perché possiamo riscoprire nel volto di questi nostri fratelli il volto della presenza di Dio. E da oggi ci saranno 11 giorni di festeggiamenti, divertimento nell'area ex mercato ortofrutticolo di Mestre, che è stata allestita come un grande Luna Park, e quindi giostre, concerti per le famiglie. Ci racconta tutto in diretta da Mestre Ilaria Marchiori. A te, Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Non siamo impazziti, ma è per farvi vedere che siamo qui in buona compagnia. Ci troviamo proprio nel bel mezzo di tutte le attrazioni del Luna Park, di questo evento chiamato Mestre Land, che partirà appunto oggi alle 15:30 con tante giostre. Poi tutte le sere ci saranno concerti, ovviamente la parte del food, ma soprattutto le giostre che ritornano a Mestre dopo 10 anni, e questo proprio in occasione della festa di San Michele, che è il patrono appunto di Mestre, che si festeggia il 29 settembre, quindi sarà proprio a conclusione di questi festeggiamenti. In questa giornata però sarà anche il modo per verificare la situazione della viabilità, perché qui ci troviamo appunto, come è anticipato, nell'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino, dove appunto ieri è stata aperta la seconda rotatoria per agevolare proprio la viabilità qui in questa zona centrale di Mestre, e attraverso appunto le rotatorie, eliminando i semafori, in questo caso è stato spento anche il semaforo di via Rossetto, è ovvio che il traffico dovrebbe, usiamo il condizionale perché questa giornata sarà proprio la prova del 9, fluire meglio e creare meno ingorghi. E dunque proprio in occasione di questi festeggiamenti di Luna Park si potrà effettivamente verificare se questi interventi, questi lavori alla viabilità, che sono iniziati già qualche tempo fa e che si stanno concludendo mano a mano, saranno effettivamente efficaci per migliorare il traffico mestrino. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, che appunto ci ha detto quanto vi ho anticipato, ma che poi ci ha anche parlato di questo Luna Park e di questo ritorno delle giostre a Mestre con Mestre Land appunto. Quindi lo sentiamo proprio in questa intervista. Era una tradizione della città di Mestre. In concomitanza con il santo patrono di San Michele, Mestre è sempre stata protagonista di un'area giostre. Ormai erano più di 10 anni che questa cosa si era smarrita, e qui il sindaco ha voluto, prendendo ovviamente quest'area che attualmente è in disuso, rilanciare le giostre, un elemento per i nostri giovani importante. Lo è sempre stato come tradizione storica del santo patrono della città di Mestre, lo è in tante altre città del Veneto. Abbiamo voluto riportare questo. Il sindaco Luigi Bruno ha perfettamente ragione, ovviamente sarà un punto di grande sicurezza, polizia locale, polizia sicurezza privata, in modo da garantire una presenza di divertimento seria, dove ci sarà da divertirsi, perché siamo un posto del divertimento bello, e noi ci auguriamo che sia ben frequentato e accolto con grande entusiasmo dai nostri giovani e anche dalle famiglie, perché questo è un posto in cui le famiglie potranno venire con tranquillità e serenità. Mi permetta anche la nota polemica, visto che già qualcuno se n'è uscito con qualche osservazione. Passiamo da Venezia, dalla famosa ormai Venisland, Luna Park, che è la città di Venezia, a un Luna Park proprio in terraferma. Non è così, cioè nel senso che c'è una grande strumentalizzazione in corso. Neppure Venezia è Venisland. Venezia è una grande città visitata da milioni di turisti, che vanno governati, i flussi vanno governati, e su questo l'amministrazione Brugnano se ne sta occupando seriamente, al contrario di tante altre città turistiche italiane che non se ne stanno occupando minimamente. Spiace spesso vedere queste polemiche. In realtà da sempre San Michele, il patrono di Mestre, aveva un'area dedicata alle giostre. Il tentativo di riportare con serenità, professionalità, perché qui ci sono dei veri professionisti, anche questo momento di svago, di divertimento per le nostre famiglie, per i nostri ragazzi, legati a un momento che deve essere ricordato, che è il giorno di San Michele, che è il patrono della città di Mestre. Ecco, avete sentito le parole dell'assessore Boraso, che ha risposto appunto anche a qualche polemica che si è già creata. Questo evento naturalmente riguarda anche un po' quella che è la sicurezza della città, perché ovviamente quando poi si creano questi eventi che attraggono persone, attraggono i residenti, i cittadini e quindi le famiglie, di conseguenza anche i bambini, è ovvio che anche per quanto riguarda quella microcriminalità di cui si parla
parla ormai troppo spesso ultimamente, che coinvolge il centro Mestrino, poi alcune zone in particolare. Con eventi di questo tipo è ovvio che si cerca in qualche modo di dare un colpo anche anche organizzandoli e quindi attraendo persone e creando appunto movimento, impedendo poi quello che insomma già sappiamo e denunciamo ogni giorno nei nostri telegiornali. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Ilaria, occhio a King Kong che ti prende, ti porta non in cima all'Empire State Building, ma non so, sulla torre dell'orologio a Venezia, o in cima al campanile, fai attenzione. Ho già corso questo rischio, mi sono saputa difendere. Brava, grazie Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio. Andiamo in pubblicità e riprendiamo subito tra qualche minuto. E riprendiamo con i figli delle coppie arcobaleno. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha deciso di resistere in tribunale contro la decisione della procura di cancellare dall'atto di nascita il nome della seconda mamma. Sentiamo Valentina Visentin. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, resiste in giudizio contro lo stop della procura alla registrazione anagrafica dei figli delle coppie omogenitoriali composte da due mamme. Lo scorso giugno la procura padovana, su input della circolare della prefettura che agiva su ordine del governo Meloni, aveva invitato tutti i sindaci a rispettare la sentenza della Cassazione che bloccava i riconoscimenti anagrafici per i figli delle coppie arcobaleno e che quindi richiedeva la cancellazione dai certificati della madre biologica e la rettifica del cognome attribuiti ai bambini dalla seconda mamma. Il comune di Padova dal 2017, anno in cui si era insediata la giunta Giordani, aveva firmato e registrato 33 atti di nascita di bambini figli di due mamme. La procura aveva fatto così partire le raccomandate inviate alle famiglie arcobaleno per chiedere la rettifica degli atti firmati da Giordani. Il sindaco ha deciso di andare avanti come dovere nei confronti delle bambine e dei bambini. Una linea sempre ribadita dal primo cittadino padovano, convinto di aver agito rispettando i diritti sanciti dalla Costituzione. La tesi che il Comune, attraverso l'avvocatura civica, porterà avanti in tribunale per resistere in giudizio è quella legata all'articolo 29 della Costituzione sui diritti della famiglia. La volontà, ribadisce Giordani, non è uno scontro con la procura e la magistratura, ma la tutela dei diritti dei bambini. La Regione del Veneto sta puntando molto con il Presidente Zaia sui prossimi giochi invernali Cortina-Milano del 2026. Ci sono dei problemi che stanno affiorando, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le imprese per la realizzazione della pista da bob. Il Corriere del Veneto titola "Il dossier non si chiude, trattative infinite". Vedremo se ci sarà una svolta nei prossimi giorni. E come vi abbiamo detto ieri, polverone in regione dopo le dichiarazioni della capogruppo del PD Vanessa Camani, che ha accusato la maggioranza di valutare le assegnazioni delle case ATER in base al colore della pelle, una uscita inqualificabile secondo Luciano Sandonà, perché fatta in prima commissione, e anche secondo Alberto Villanova della Lega. Sentiamo le reazioni. Lei, consigliere Sandonà, avete chiesto delle scuse ufficiali a Vanessa Camani, per quale motivo? Perché ieri durante una commissione, la prima commissione in cui si discuteva il consolidato del bilancio, c'è stata rivolta un'accusa molto pesante, cioè il fatto di essere razzisti e di dare l'attribuzione delle case popolari dell'ATER in base al colore della pelle. E per questo chiedo alla capogruppo del PD di ritirare quello che ha detto, perché penso sia una cosa vergognosa abbassare a questo livello il tono politico. Mi fa sorridere la polemica, perché al netto che c'è stata una
strumentalizzazione delle parole che ho usato, perché io penso che sia un tentativo molto costruito per evitare di affrontare il vero problema che era oggetto della nostra discussione ieri in Commissione, e cioè il fatto che questa regione non garantisce ai propri cittadini il diritto alla casa. Restano sulle proprie posizioni i consiglieri regionali protagonisti di un polemico scambio di battute durante una vivace seduta della prima commissione riguardo l'assegnazione degli appartamenti di edilizia pubblica in Veneto. Prima i veneti è un'affermazione razzista? Ma sicuramente no, significa che prima dobbiamo pensare alla popolazione che vive qui nel Veneto, alla gente che ha creato il nostro benessere, che ci ha dato la possibilità di avere i servizi sociali, le pensioni, un po' il grido d'allarme che è stato lanciato anche domenica dal Presidente Zaia, che dice attenzione perché con questa immigrazione non saremo in grado di garantire i servizi e garantire, diciamo, la qualità di vita che abbiamo avuto finora. All'accusa dei consiglieri leghisti di aver pronunciato insinuazioni diffamanti di una gravità inaudita, Vanessa Camani ribatte denunciando la costruzione di una polemica gratuita montata per sviare l'attenzione. Il tema vero però è che mentre abbiamo vissuto per anni con la retorica dei prima i veneti, anche nell'assegnazione delle case, oggi quella roba lì cos'è diventata? Che neanche i veneti hanno diritto alla casa. Servizio di Filippo Fois, vediamo altri titoli del Corriere del Veneto, vediamoli, la prima pagina del Corriere del Veneto: Università ecco i migliori atenei d'Europa, il Veneto fuori dalle prime 50, a San Donà di Piave giocano a pallone lungo i binari prima che passi il treno. Il video sui social, incredibile dopo quello che è successo nel torinese, che qualcuno rischi la propria vita in questo modo. Catechista ucciso dal male a 20 anni. Mattia era l'angelo dei nostri figli, perdiamo l'anima della parrocchia, stroncarlo è stato un tumore fulminante, la gente a Bovolone è sconvolta, un mese fa anche il 18enne Christian vittima del cancro. E poi prime condanne ai boss della banda QBR che terrorizza Verona, 12 anni. In vista della manifestazione nazionale della CGIL prevista a Roma per il 7 ottobre, da Padova si stanno raccogliendo i voti dei lavoratori attraverso 300 assemblee e una piattaforma certificata. Quali sono i temi principali? Lavoro, fisco e giovani. I temi che poniamo al centro sono quello del salario. Chiaramente la questione principale di fondo è il crescente disagio sociale che ovviamente si sta alimentando ogni giorno di più. Questo si lega a salari che sono sempre più bassi, a un fenomeno del precariato che è diventato una piaga sociale straordinaria, associata ad uno stato sociale dove vediamo il finanziamento per la sanità si riduce sempre di più, la gente si deve in qualche modo arrangiare e ricorrere al privato, il personale diminuisce, fugge dal pubblico. Le risorse sono quelle che provengono dal fisco. Abbiamo un fenomeno dell'evasione fiscale non più tollerabile, siamo tra i paesi al mondo dove l'evasione è percentualmente più alta, parliamo di 100 miliardi all'anno, una cifra mostruosa da questo punto di vista. Andiamo a Bassano del Grappa, alla ULSS Pedemontana, perché ci sono ancora segnalazioni. Un paziente che è stato spedito a 40 km di distanza per una visita cardiologica. I dettagli da Alex Giuliano. Ho richiesto una visita cardiologica, mi hanno dato appuntamento 30 giorni dopo e soprattutto non nel nostro distretto, ma nel distretto 2 dell'Alto Vicentino. Quindi io devo fare 40 minuti di strada per andare a fare una visita cardiologica dopo aver subito un intervento al ginocchio. Di conseguenza devo anche trovare qualcuno che mi porti fino a là, altrimenti non posso fare la visita, perché qui a Bassano mi hanno detto non si può effettuare la visita, non c'è posto e non si sa quando ci sarà posto. Ancora segnalazioni, ancora disagi, ancora problemi per chi soffre e ha bisogno di assistenza, ULSS 7 e disorganizzazione, purtroppo una triste costante in tantissime testimonianze. Ho provato a chiamare l'URP durante tutta la settimana, ma non c'è nessuna risposta, addirittura non rispondono nemmeno al telefono. Danno sempre che c'è troppa gente in coda, ma non c'è mai niente da poter fare, insomma. Non c'è nessuno con cui parlare, nessuno con cui chiedere spiegazioni, niente di niente. Poi c'è sempre il discorso che 40 minuti di strada per una visita, soprattutto fatta
con impegnativa medica, quindi non è una visita privata. Se fosse una visita privata decido io dove andare e quelli sono problemi miei, ma questa è una visita fatta e chiesta all'interno dell'ospedale, di conseguenza è un problema ancora più grande. Comunque continuerò a chiedere la motivazione per la quale non posso fare una visita del genere qui a Bassano. Insomma, è una visita cardiologica, non è una visitina semplice dove ci sono 90 giorni d'attesa. Insomma, me l'hanno chiesta entro i 30 giorni proprio perché a me ha bloccato fisioterapia. Quindi finché non ho quel risultato io non posso fare fisioterapia. E non potendo sottoporsi al percorso fisioterapico, il paziente non migliora, anzi. E adesso, complici le lunghe attese nell'ULSS 7, il ciclo di fisioterapia dovrà ripartire da zero con altri costi a carico dei cittadini e tante risposte che continuano a restare inevase. Hanno riaperto le scuole, ma c'è un grosso problema in Veneto, come in altre regioni, di mancanza di insegnanti, soprattutto quelli di sostegno. Sentiamo la dirigente scolastica dell'ufficio provinciale. Quest'anno abbiamo avuto un aumento di circa, non dico sui 700 alunni disabili in più rispetto all'anno precedente, e sono aumentate le gravità. Se con la prima tornata di nomine degli insegnanti del 1° settembre l'ufficio scolastico è riuscito a coprire il 90% delle cattedre rimaste sguarnite, permangono invece le criticità nella scuola primaria per quanto riguarda i docenti di sostegno, esaurite infatti le graduatorie provinciali. Purtroppo i docenti specializzati sono sempre meno rispetto alle necessità e una nomina o comunque una chiamata che consente ai docenti non specializzati, perché per il sostegno, mentre quelli di ruolo devono essere specializzati, chi ha una supplenza può non esserlo, per cui chi non ha la specializzazione preferisce scegliere naturalmente un posto comune piuttosto che di sostegno, e questa è la ragione per cui alla primaria sono rimasti vacanti. I posti sono stati dunque restituiti alle scuole che dalle loro graduatorie d'istituto hanno iniziato con le chiamate. L'ufficio scolastico comunque continuerà a monitorare la situazione. Per capire se dalle graduatorie d'istituto o anche dalle MAD, dalle messe a disposizione, sono riusciti a colmare questi vuoti. Ed eravamo qui in provincia di Treviso. Intanto si è concluso il progetto di Casa di Riposo Sicura, e cioè un corso di sicurezza per gli ospiti di Viglia Magnolia a Monastier, con i Vigili del Fuoco di Treviso. Il comandante ha detto è la prima volta in Italia, cioè spiegare agli anziani cosa fare in situazioni di emergenza significa anche salvargli la vita. Ricorderete cosa è successo recentemente a Milano quando hanno preso fuoco dei mobili in un ospizio e l'incendio si è propagato. Per fortuna si è fatto in tempo a salvare gran parte degli ospiti. Vediamo il servizio di Edi Caliman. Se succede siamo pronti. C'era anche Gemma Vanzan, 100 anni a novembre, tra i partecipanti del corso Casa di Riposo Sicura, progetto promosso dal Centro Servizi per Anziani Villa delle Magnolie di Monastier, in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco di Treviso. Gli anziani rappresentano l'anello più debole della catena ed è fondamentale che loro sappiano i comportamenti che vanno utilizzati sia nell'ordinario che nell'emergenza. Abbiamo visto oggi la partecipazione, questa è la soddisfazione più bella di questo corso. 42 gli ospiti che hanno preso parte alle 4 lezioni tenute dai Vigili del Fuoco, momenti di spiegazioni sui rischi e pericoli nelle situazioni ordinarie o di emergenza e momenti più pratici, conclusosi con una simulazione di evacuazione. E abbiamo poi spiegato e cercato di raccontare anche come comportarsi in emergenza. Chi può farlo si allontana da solo, chi non può fare deve stare sul posto in attesa che arrivino i soccorritori, in attesa che il personale del sanitario della struttura li vada ad assistere. Piccole azioni come anche mettere un panno bagnato davanti alla bocca, o se sono a letto e non riesco a sollevarmi, un lenzuolo sopra, possono allungare di tanto i tempi di sopravvivenza. In caso di calamità naturali, in caso di fuga di gas, in caso di alluvioni, che sono tutti eventi che purtroppo succedono, e spesso quando succedono in strutture simili, essendo gli ospiti delle persone fragili,
e sono i primi purtroppo a pagarne le conseguenze. Prima struttura in Italia a promuovere un progetto di questo tipo, un invito affinché questa diventi una pratica consolidata non solo nelle strutture del Veneto ma anche su scala nazionale. Io penso che questo corso possa essere utile per tutta la struttura e quindi io mi auguro che ci sarà un progetto case di riposo sicure che si possa ampliare e replicare anche in altre strutture. Breve stacco pubblicitario, 1 minuto e 30 e poi torniamo subito tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, questa sera alle 18 a Treviso, un incontro importante sul Made in Italy, sulle eccellenze, i segreti dei nostri settori produttivi con imprenditori e persone che sono interessate a sapere come vanno le nostre industrie. È un ciclo di incontri che è stato chiamato Frequency, ne parliamo con Andrea Bettini che è l'organizzatore di questi incontri. Buongiorno Bettini. Allora di cosa si tratta in sintesi? Non la sentiamo, ecco, sentiamo adesso. Allora, manca anche il buongiorno direttore, allora. Prego Bettini, prego. Allora, è una rassegna che è nata a maggio di quest'anno e che ha l'obiettivo di sensibilizzare su quelle che sono le eccellenze italiane, cioè il nostro petrolio, che sono fondamentalmente 3 assi portanti: un ambito è il design, un ambito è il gusto e l'altro ambito è l'ambito dell'ospitalità. Quindi una serie di incontri dove abbiamo cercato, e questa sera, come ben diceva lei, ci sarà questo terzo appuntamento, di portare testimonianze diverse che potessero portare il proprio contributo di cosa funziona e perché è giusto investire su queste iniziative. Ecco, senta, l'artigianato, insomma la creatività dei nostri imprenditori sono ancora dei segni distintivi di questa regione, di quello che una volta si chiamava il mitico Nord-Est, no? Assolutamente, non solo sono i segni distintivi, e infatti questo è un po' il tema anche che stiamo cercando di portare avanti attraverso questa rassegna, è quello che può garantirci un futuro. Perché? Perché questo nostro saper fare, dato dall'artigianalità, dato veramente utilizzando anche un brand di uno speaker che ci sarà stasera, Oscar Marchetto, che ha fatto questa piattaforma che si chiama Mestieri, è proprio quello che ci può garantire un futuro proprio a livello economico e sociale, visto che questo è il nostro campo da gioco, cioè una produzione di prodotti di alta gamma, di alta qualità, fatta naturalmente con delle maestranze che sono straordinarie, ed è questo quello che ci può permettere di vincere la nostra partita, perché questa non possiamo giocare su prodotti di bassa qualità a dei prezzi basici. Quindi Palazzo della Luce alle 18, chi altro interverrà questa sera? Allora, questa sera concluderemo la rassegna, appunto, oltre che con Oscar Marchetto che ci racconterà questo sogno legato a Mestieri che è diventato una straordinaria realtà. Ci sarà la Presidente del Consorzio delle Ville Venete, Elisabetta Fogarin, che affronterà un altro bellissimo tema di cosa vuol dire poi ridare vita, rigenerare gli spazi che sono appunto tutte legate alle ville della Riviera del Brenta, ma non solo. E poi ci sarà un'eccellenza nell'ambito culinario, insomma, perché avremo uno chef stellato, Graziano Prest, lo chef del Tivoli di Cortina d'Ampezzo. Bene, complimenti, grazie Bettini, buon lavoro, a presto, arrivederci. Mi permette solo di ringraziare, visto che sì, è un lavoro di squadra, di gruppo, dietro di me c'è una bellissima squadra che è data dal mio studio, la Perissinotto Bettini Associati, dall'altro è nato anche il progetto perché c'è una bellissima realtà di Patrizio Boffo, un imprenditore illuminato che rappresenta Infinite Area. Tutto qui. Grazie molte, a presto. Grazie. Saluti. Grazie. Allora andiamo avanti con altri servizi. A Rovigo è stato inaugurato il centro per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici e abbiamo visto quali sono purtroppo anche in Libia, distrutta la costa libica, in Cirenaica. L'iniziativa di Università di Padova è sponsor con l'obiettivo di avere strumenti utili per attenuare l'impatto degli eventi estremi.
un'iniziativa di ricerca, ma una ricerca di natura applicata, cioè con immediate ricadute sulla sicurezza, sul rischio a cui tutti noi, bene o male, volenti o nolenti, siamo sottoposti. Il professor Marco Marani, docente dell'Università di Padova, è il responsabile del nuovo centro studi sugli impatti dei cambiamenti climatici inaugurato nei giorni scorsi a Rovigo su iniziativa dell'Ateneo Patavino. Alluvioni, piene, grandinate, siccità sono eventi sempre accaduti, dice, ma acuiti dai cambiamenti in atto, il cui effetto sul territorio va analizzato per poterlo contenere con tutti i mezzi a disposizione. E sappiamo che il rischio non si può mai annullare, non c'è mai lo rischio zero, ma possiamo fare molto per ridurlo. Per poterlo fare dobbiamo capire bene, quantificare la probabilità di questi eventi e attrezzarci per fare fronte a questi eventi e per limitare gli effetti che questi hanno su tutti noi e sulle infrastrutture. Non una sede casuale Rovigo con le sue caratteristiche idrogeologiche. Qui il centro potrà contare su 9 giovani ricercatori. I dati raccolti e la loro successiva analisi saranno quindi messi a disposizione non solo dell'università, ma anche di enti locali, nazionali e internazionali. Saranno il Po e l'Adige i primi oggetti di studio. A valle di un evento si diceva questo evento è stato causato dal cambiamento climatico. È verosimile, in molti casi è accertato, ma abbiamo bisogno di numeri, di rendere quantitativo questo impatto per sapere un'opera che progettiamo oggi per difendere il territorio, qual è la sua dimensione, che la dimensione che questa deve avere per poter durare fino alla fine del secolo. I cambiamenti climatici e il loro devastante effetto sono sotto gli occhi degli scienziati da molto tempo, dice Marani, ma solo di recente dell'opinione pubblica. La scienza e la tecnica ci devono venire in aiuto per porgerci, per darci i numeri su cui appoggiarci, ma ci vuole una volontà politica. Il nostro impegno è anche quello di disseminare l'informazione e la cultura del rischio. La preparazione al rischio è importantissima. Intervista di Lina Paronetto. Adesso andiamo a vedere la sfida che vedrà il velista cittadellese Riccardo Tosetto affrontare il Giro del Mondo in solitaria a vela per 5 mesi, al via in Spagna la Globo Solo Challenge. Il Giro del Mondo non in 80 giorni, ma in 5 mesi. Non a bordo di una mongolfiera, ma su una barca a vela. E così la penna di Jules Verne passa in mano a Riccardo Tosetto, velista cittadellese che tra pochi giorni partirà dalla Corugna per gareggiare alla Global Solo Challenge, una regata estrema per velisti solitari che prevede appunto il Giro del Mondo senza scalo e senza assistenza attraverso i 3 grandi capi: Capo di Buona Speranza in Sudafrica, Capo Leeuwin in Australia e Capo Horn in Cile. Il Giro del Mondo in solitario è un sogno che ho fin da ragazzo e 2 anni fa, quando è uscito il bando della Global Solo Challenge, ho deciso di iscrivermi a questa regata. È un impegno decisamente importante, bisogna curare ogni tipo di aspetto, sia da quello tecnico dell'imbarcazione ma anche psicologico e fisico. Riccardo Tosetto e la vela, una passione nata da piccolo e cresciuta insieme a lui fino a dargli la forza di accettare questa sfida, il progetto più importante della sua vita. La voglia di partire è tantissima, sicuramente c'è della tensione, soprattutto bisogna essere sicuri di aver preparato tutto al meglio. Mi alimenterò principalmente con cibi criodisidratati. E sarà una regata anche per sensibilizzare il mondo sull'importanza di aver cura dell'ambiente, dei mari, un percorso che Riccardo Tosetto porta avanti con Roberto Milani, imprenditore rosatese da sempre impegnato nell'ecosostenibilità. Soprattutto a fine vita la plastica può essere riciclata all'infinito e quindi anche tutta la plastica che c'è nel mare, adesso noi non la vediamo, ma sotto il mare vi assicuro che ci sono tantissimi rifiuti e con questa plastica può essere riciclata, come lo dimostrano anche dei contenitori che Riccardo si porterà a bordo, che sono contenitori ricavati da plastica, da reti nello specifico, abbandonati illegali, che noi abbiamo riciclato e trasformato in dei contenitori. E allora non resta che augurare a Riccardo e alla sua Ob Portus buon vento, a soffiare forte fin da oggi è la speranza che lui e il suo messaggio ambientalista vadano lontano.
Restiamo nel mondo della vela con Trieste, che è sempre affollatissima di velisti con la mitica Barcolana. Trieste ha salutato Dani De Grassi, un campione di vita e di stile. Vediamo. L'Adriaco è stata la sua casa, noi siamo stati i suoi amici, il suo equipaggio, le persone che lo hanno sempre preso sotto braccio, l'hanno sempre portato in giro, ma ci ha dato talmente tanto in umanità e saper andare in barca. Era socio dello Yacht Club Adriaco e della triestina della vela Daniele De Grassi, scomparso a 73 anni. Dani, così era conosciuto e amato da tutti, aveva convissuto a lungo con una malattia degenerativa ed oggi è ricordato con un affetto che non deve far dimenticare i suoi meriti sportivi. Complice la mia età, l'ho conosciuto quando stava bene, quando era un giovane esuberante, scatenato, divertente, oltre che molto bravo. Persone così come fanno parte dell'anima di un circolo nautico e come tale restano infatti. Vari titoli italiani ed europei conquistati da De Grassi, che alla TIU aveva anche la partecipazione a 2 edizioni dell'Admirals Cup. Lo ricordo nell'Alcon Cup, nella Three-Quarter Cup e in tante altre gare in una guancione a Porto Cervo. Negli anni 90 l'avventura con la vela d'altura, che lo fece diventare uno dei primi capoornisti triestini. Dai primi anni 2000 l'insorgere della malattia si focalizzò dunque sulle barche d'epoca, raggiungendo anche in questo campo successi a livello internazionale. Marinai e agonisti bravi ma anche scanzonati che non si prendono per chissà chi, pur essendo riconosciuti per il loro valore. È qualcosa di unico e cerchiamo di portarlo avanti naturalmente. Servizio di Umberto Bosazzi, ricordo di un amico velista. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, grazie a tutti per averci scelto, grazie ovviamente a Renato Capoia e Andrea Basso in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.